Settima corsa del pomeriggio, confronto per anziani a reclamare, prezzo base di 6.000 euro per i 5 anni. Prova in cui c'è un netto favorito nel numero 2 di Camelot Call. Sono in 9 ad aver accettato l'ingaggio. L'alternativa a Camelot Call alle quote è Estalba Pax, poi la terza forza del campo sono Epicolor, Dynasty di Show ed Eastwood B vicini nella valutazione. Macchina in movimento per questa settima e penultima, il premio Queen L. 1 Epicolor Roberto Vecchione, 2 Camelot Call Roberto Ruvolo, 3 Cleofe Call Giuseppe De Filippis, 4 Estalba Pax Filippo Monti, 5 Amelie Pan Salvatore Valentino, 6 Dynasty Rishow Marco Volpato, 7 Eastwood B Riccardo Pezzatini, 8 Brezzagrad Edoardo Baldi, 9 Castiglione Manuel Pistone. Perde ogni chance Brezzagrad, che quando l'autostart si è mossa è rimasta a galoppare sul posto. Partiti. Lotta per il comando con Cleofe Call che prova a scavalcare Camelot Call. Camelot che prova a mantenere le punte di dentro all'imbocco della prima curva. Insiste Cleofe che attacca l'avversario. Cleofe Call sopravanza Camelot Call e alla fine passa. Di fuori l'avanzata di Dynasty Rishow. 200 iniziali in un siderale 13,9 con al comando Cleofe Call. Camelot Call che cerca di uscire dalla corda e alla fine riesce e così sfila nei confronti di Cleofe Call. Di fuori Dynasty Rishow, in corda c'è Estalba Pax, poi in seconda pariglia Castiglione che precede Amelie Pan. Alla retroguardia Epicolor e Eastwood B, 600 metri iniziali in 44,9. Ha ripreso in mano ora Roberto Ruvolo in salchi al figlio di Exploit Caf che viene sotto alle tribune in vantaggio. La puntata in terza ruota da parte di Eastwood B che prende sul sonno gli avversari e passa a condurre. Terza posizione così adesso per Cleofe Call, la mossa in mezzo alla pista anche da parte di Castiglione che cerca di aggirare il gruppo Eastwood B che una volta passato ha stoppato il ritmo. Castiglione punta in avanti, cerca a sua volta la mossa a sorpresa Manuel Pistone che sopravanza gli avversari e così in una corsa assurda passa adesso Castiglione su Eastwood B, poi Camelot Call, quindi Cleofe Call che era andata al comando e gli ultimi 4 si trova quarta, 1,33 di miglio con Castiglione in vantaggio nei confronti di Eastwood B, poi Camelot Call, quindi Cleofe Call. A metà dell'ultima curva Eastwood B che ritorna a spostare ai lati di Castiglione all'imbocco della dirittura d'arrivo, prova a spostare anche Camelot Call, Castiglione in vantaggio, Eastwood B che torna con cattiveria sull'avversario, Eastwood B che insiste, Eastwood B che passa nei confronti di Castiglione. Al terzo finisce Camelot Call, 1,14,7 per la vittoria di Eastwood B e Riccardo Pezzatini che esulta nel finale. Riccardo Pezzatini che è anche proprietario e allenatore del figlio di Man of Many Mission che era stato sfortunato all'ultima uscita. Oggi fa una mezza magata per andare a sfondare dopo 800 metri, poi vede passare Castiglione ma nel finale lo ripiega nettamente. Castiglione è secondo, Camelot Call terzo.